Arriva negli ospedali la pillola abortiva e sono contrari i presidenti di Piemonte e Veneto. Diverse le posizioni nelle varie regioni. Ascoltiamo Manuela Lucchini. Il neogovernatore del Piemonte non ha dubbi. In fatto di pillola abortiva ha detto: farò di tutto per contrastarla e comunque aspetterò le linee guida da parte del Ministero della Salute. Ma il Piemonte non sarà l'unica regione in cui la RU 486 non avrà vita facile. Zaia, neogovernatore del Veneto, dice: sono contrario a uno strumento che banalizza l'aborto, lascia sole le donne e deresponsabilizza i giovani. Nel Lazio, Renata Polverini prevede solo un uso ospedaliero secondo quanto stabilito dalla legge 194. D'accordo con lei il governatore della Lombardia Formigoni. Ma non sono gli unici. Dello stesso parere Caldoro e Scopelliti, rispettivamente governatori di Campania e Calabria. In Toscana invece Enrico Rossi dice: la pillola abortiva ha ottenuto l'autorizzazione alla distribuzione sul territorio nazionale. Inoltre nel nostro paese è garantita la libertà terapeutica, un rapporto che riguarda solo medico e paziente. Idee contrastanti dunque, ma il direttore generale dell'AIFA, l'Agenzia Generale del Farmaco, Guido Rasi, è stato chiaro. Spetta alle regioni decidere sulle modalità di distribuzione della RU 486. Sul problema è intervenuto anche Monsignor Fisichella, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Al primo atto compiuto da Roberto Cota va il mio plauso. Il ministro della Salute Fazio ha fatto sapere che dopo Pasqua sulla RU 486 si insedierà al Ministero un tavolo tecnico di monitoraggio. Ecco, e su questo argomento, cioè sulla pillola RU 486, interviene Bersani così, dice: andrà ricordato a Cota e Zaia, dice appunto il leader del PD, che non sono imperatori e che dell'uso di un farmaco non decidono i presidenti di regione. Gasparri del PDL parla di inadeguatezza del direttore dell'AIFA, cioè l'agenzia del farmaco appunto che ha autorizzato l'uso della pillola abortiva, sembra sempre più un piazzista di farmaci, così dice Gasparri.